Signore. Amen. Avete la Bibbia? Sì. Amen. E se non l'avete saranno proiettati qua i versetti, ma è meglio avere la Bibbia. Luca, capitolo 18, leggeremo dal verso 9 fino al verso 14. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi, lo facciamo per onorare la parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Luca 18, dal verso 9 fino al 14. A Dio sia la lode. Amen. Gesù disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare, uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la 10ª su tutto quel che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «O Dio, sii placato verso me peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Alleluia. Nella parola di Dio troviamo tutto. Insegnamenti spirituali, insegnamenti di vita quotidiana, insegnamenti che regolano il rapporto tra noi uomini e insegnamenti che regolano il rapporto tra noi e Dio. Questa è una parabola che Gesù racconta per alcuni, per certuni, che confidavano in se stessi e avevano di sé un'alta opinione, pensavano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Dio ci aiuti ad avere di noi stessi un concetto sobrio, a pensare di noi stessi che siamo peccatori salvati per la grazia di Dio e di avere amore per i perduti. Amen. Questo è importante. Gesù racconta di questi 2 uomini diversi che appartenevano a 2 categorie diverse, però entrambe queste categorie erano disprezzate da tutti. I farisei giudicavano sempre gli altri, erano religiosi, dottori della legge, predicavano bene, ma razzolavano male, mettevano in pratica loro di nulla di quello che predicavano, ma guardavano sempre gli altri, tanto che Gesù li definisce come sepolcri imbiancati, ipocriti. Predicate bene agli altri, ma non guardate voi stessi. Alleluia. Perciò erano non tanto amati queste persone. Stessa cosa i pubblicani, i esattori delle tasse, non venivano amati, perché oltre a pretendere quello che Roma chiedeva, approfittavano della loro situazione, entravano in casa e prendevano anche quello che non doveva andare al governo centrale, ma prendevano per se stessi, quindi non erano amati. Ma entrambi si trovano davanti alla presenza di Dio. Ci fa pensare questo, no? Tutti gli uomini abbiamo bisogno di stare davanti alla presenza di Dio. Amen. Amen? Dio non fa distinzione di quello che fai
non guarda a quello che sei, ma guarda al tuo cuore quando ti presenti davanti a Lui. Amen. 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 Alleluia. Intanto io credo che Gesù voglia anche affermare che è giusto andare nel Tempio. Amen. Andare nella casa del Signore è qualcosa di giusto. Amen. Purtroppo ci sono credenti che dicono che non è neanche utile. L'importante è avere Gesù nel cuore. Avete mai sentito questi ragionamenti? Sbagliati. Bisogna andare in chiesa. Amen. Frequentare la chiesa è qualcosa di importante che Dio vuole che si faccia. Amen. A me? Amen. E mica ti dice fare un sacrificio come andare a scalare le montagne portando dei pesi. No. Devi andare in chiesa per innalzare il nome del Signore e offrire insieme ai tuoi fratelli e alle tue sorelle un culto grato a Dio. Alleluia, Padre. A me? Amen. Un culto nella spontaneità e nella sincerità. A me? Gloria al Signore. Nel Tempio c'erano questi due uomini. E badate bene, tutti e due pregano. Ma come pregano? Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. Non era una preghiera esternata a voce, era una preghiera interiore. Perché, come ho detto prima, Dio guarda il cuore, Alleluia. ascolta il cuore. Amen. A me? Guarda il mio cuore. Dice un cantico. Guarda il mio cuore. E anche il salmista Davide dice, vedi se c'è in me qualcosa che a te non piace. Guarda il mio cuore. Bello lasciarci guardare dal Signore, o no? Amen. Anche in questo si vede l'umiltà di ciascuno. Cosa c'è nel tuo cuore, nel mio cuore? Io non lo posso sapere quello che c'è nel mio cuore, a stento, ma so che Dio conosce i nostri cuori. E pensate, nel silenzio, Dio conosceva la preghiera di quel fariseo, che pregava così, stando in piedi. Oh Dio, ti ringrazio, fin qui una bella preghiera, no? Ti ringrazio. Ma di cosa? Non di avermi salvato, di avermi donato il tuo figliolo Gesù. No. Io ti ringrazio che non sono come gli altri. Oh, che umiltà, eh? Vero? Io non sono come gli altri. Pensa, Dio ti vede come gli altri. Amen. I nostri concetti sono totalmente sbagliati. Io non sono come gli altri, no. Tu sei uguale per Dio al peggiore dei peccatori. Perché Dio ci ama. Dio ama i peccatori. Amen. Odia il peccato, ma ama i peccatori. Alleluia. E quindi se c'è qualcosa di cui tu ed io possiamo vantarci, sai qual è? Sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. Amen. Non è che non siamo più peccatori, noi rimaniamo sempre peccatori. La differenza è che adesso abbiamo la grazia di Dio. Amen. Abbiamo ricevuto il perdono di Dio. Abbiamo creduto nella parola di Dio, che ci dice che se accettiamo Gesù, Egli perdona tutti i nostri peccati. Anzi, è scritto, prende i nostri peccati e li getta in fondo al mare. Lui non se ne ricorda più. Gloria a Dio. Amen. Grazie, oh Dio, perché io non sono come gli altri. Uomini rapaci, ingiusti, adulteri. Poi c'era quel pubblicano, neppure come quello sono, un pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, come se il Signore non lo sapesse.
Sapete che il digiuno deve essere fatto nel segreto? Amen. Se lo sbandiera agli altri. Che digiuno? È qualcosa che riguarda te e il Signore. Tuo rapporto segreto fra te e il Signore. Amen. Non è qualcosa che si deve fare per forza, come legge, ubbidire a... No. Dio ci ha liberati dalla religione. Amen. Dio ci ha dato il suo figliolo Gesù, che ci rende liberi. Amen. 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 Alleluia. Allora vogliamo dire grazie per la libertà che ho, che tu mi hai dato, Signore. Se decido di digiunare, lo faccio nel segreto. Voglio qualcosa, ti ho chiesto qualcosa, voglio consacrarmi di più a te, non pensare alle cose materiali, come il cibo, ma soprattutto cibarmi del pane spirituale. Amen. Alleluia. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la 10ª. E gloria a Dio per quanti diamo la 10ª, date la 10ª, gloria a Dio. Gloria a Dio. Ma non sappia la destra quello che fa la sinistra. Amen. Alleluia. Anche dare la 10ª non ti assicura il cielo. Alleluia. Digiunare non ti assicura il cielo. E ti dico anche, frequentare la chiesa non ti assicura il cielo. Amen. Siete d'accordo? Amen. Quello che ti assicura il cielo è Gesù. Amen. Il pubblicano se ne stava a distanza. Quando si ha timore, non ci si sente degni, si mantiene una certa distanza anche con le persone in autorità. Vi è capitato? Chi sono io? Lui è, no? Un po' di timore. Figuriamoci un peccatore che si sente tali davanti alla presenza santa, santa, santa di Dio. Amen. Perché l'ho detto 3 volte? Perché Dio è 3 volte santo. Noi siamo alla presenza di Dio Amen. questa mattina. E ogni qualvolta ci inginocchiamo in preghiera, siamo alla presenza di Dio anche a casa nostra. E in chiesa, amen, siamo davanti alla presenza di Dio. Quando 2 o 3 si radunano nel nome mio, io sono lì presente. Amen? Amen. Ma è importante, per tornarcene a casa benedetti e sentire veramente la benedizione di Dio, la nostra disposizione davanti a Lui. A volte i nostri pensieri sono verso Tizio, Caio, ci guardiamo accanto. Oggi quello non è venuto, no, chissà che... Ma pensa, ascolta la parola di Dio. Lascia stare perché non è venuto, lascia stare. Ascolta la parola di Dio. E veramente senti in cuore di dire: abbi pietà di me, Signore. Se avete fatto caso, quando leggiamo i salmi di Davide, soprattutto quelli di Davide, si ripete sempre una richiesta: abbi pietà di me, Signore. Perché questa è la verità. Dio deve avere misericordia di noi, perché noi non meritiamo nulla. Il pubblicano se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi al cielo. Pensiamo come si può sentire questo pubblicano. Neanche, no, non posso neanche alzare lo sguardo. Si batteva il petto. La sua preghiera era: oh Dio, sii placato verso me, peccatore. E Gesù dà un grande insegnamento. Dice: io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro. Che grande insegnamento, vero? Amen. Perché c'è una motivazione: chi si abbassa viene innalzato, e chi si innalza viene abbassato. Noi vogliamo umiliarci davanti alla presenza di Dio, perché così potremo gustare la sua, non solo la sua
presenza, ma anche la sua potenza. E torneremo a casa felici. Usciremo da questo luogo felici. E se devi spiegarti com'è che ti senti felice, neanche troverai una motivazione. Ti senti felice. Perché ho sentito la presenza del Signore, io sono felice. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. So che la mia preghiera è salita in alto. Ho questa certezza, perché io mi sono abbassato. La mia preghiera è salita. Amen. Amen. Alleluia. Per concludere volevo solo leggervi alcuni versi di Pietro. Prima Pietro capitolo 5 dal versetto 6. L'Apostolo Pietro scrive così alla Chiesa, a tutti i fedeli, alla Chiesa cattolica, nel senso di universale. Prima Pietro capitolo 5 versetto 6. Guardate che belle parole, che bei consigli. Umiliatevi, dunque, sotto la potente mano di Dio. Amen. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Amen. Gloria al Signore. E poi continua dicendo così: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Ora, un'arma che usa l'avversario contro di noi è qualcosa che noi abbiamo, è il nostro orgoglio. Quando dice il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, stuzzica anche il nostro orgoglio, non facendoci assaporare la benedizione di Dio, facendoci guardare gli altri invece di guardare a noi stessi, non permettendo la nostra umiliazione affinché Egli possa innalzarci. Amen. Dio ci aiuti ad umiliarci, non solo gli uni verso gli altri con noi stessi, ma soprattutto alla presenza Sua. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Io voglio tornare a casa giustificato. Voglio tornare a casa benedetto. E grazie a Dio perché questo culto è guidato dal Signore. Amen. Da quando abbiamo iniziato fino adesso. Alleluia, perché Dio ci parla. È vero? Dio ascolta, vede, ascolta le preghiere, guarda. Vi ricordate la vedova nel cestino delle offerte, nella cassetta delle offerte? Ha fatto la sua parte. E Gesù dice: avete visto quella donna? Tutti quanti sono alzati a me. Però Gesù va a vedere quella donna. Gli altri hanno messo del loro superfluo. Quella donna invece ha messo tutto ciò che aveva. Alleluia! Vedete, Dio guarda, Dio vede. Alleluia. Lasciamo che Egli ci guardi questa mattina. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Dio. Presentiamoci in preghiera davanti al Signore. Alleluia. Gloria a Dio.